Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Comendone Veneziano. Siamo su NBA 2K14 e NBA Draft. 2013 NBA Draft. Tonight marks the realization of a dream for some of the best young players in the world. A reward for their many years of dedication and hard work. It's also a time of extraordinary hope and excitement for our fans and our teams. I know the young men hoping to hear their names called tonight just can't wait to join. Vediamo il Comendone dove va a finire, ragazzi. So let's get started. With the first pick in the 2013 Vediamo la prima scelta del 2013. The Cleveland Cavaliers select Anthony Bennett of Toronto, Canada, and the University of Nevada, Las Vegas. Purtroppo non è il Comendone. With the Anthony second pick in Bennett. the 2013 Seconda NBA scelta. draft, the Orlando Magic select Victor Oladipo of Indiana University. Victorone, complimenti a lui. Oladipo, bravo. with the third pick in the 2013 NBA draft, the Washington Wizards select Otto Porter from Georgetown University. Secondo me saremo indietro, ha fatto una prestazione da B- purtroppo. In the 2013 NBA draft, the Charlotte Bobcats select Cody Zeller from Indiana University. Ok. With the fifth pick in the 2013 NBA draft, the Phoenix Suns select Alex Len from the University of Maryland. With the sixth pick in the 2013 NBA draft, The New Orleans Pelicans. Yes, the New Orleans Pelicans. select Nerlens Noel from the University of Kentucky. Festeggiano, non si sa il perché, ma festeggiano sti stronzoni. with the seventh pick in the 2013 NBA draft, the Sacramento Kings select Ben McLemore from the University of Kansas. McLemore, with the eighth pick in the 2013 NBA draft, the Detroit Pistons select Kentavious Caldwell Pope from University of Georgia. mamma mia, sto qua è un fenomeno. Solo per il nome. With the ninth pick in the 2013 NBA draft, the Minnesota Timberwolves select Trey Burke from the University of Michigan. Trey Burke, siamo indietro purtroppo, vabbè. With the 10th pick in the B- ho preso 2013 nella NBA draft, partita Portland Trailblazers della select vetrina matricola. CJ McCollum from Lehigh University. Va bene. With the 11th pick in the 2013 NBA draft, the Philadelphia 76ers select Michael Carter Williams from Syracuse University. Ok, si festeggia. with the 12th pick in the 2013 NBA draft, the Oklahoma City Thunder select Stephen Adams from Rotorua, New Zealand, and the University of Pittsburgh. Steven Adams. with the 13th pick in the 2013 NBA draft, the Dallas Mavericks select Kelly Olynyk from Kamloops, Canada, and Gonzaga University. Purtroppo tante scelte prima del Comendone, ma se ne pentiranno sti stronzi obesi. 14th pick in the 2013 NBA draft, the Utah Jazz select Shabazz Muhammad. Uno che si chiama Shabazz non lo possono with the prendere prima di 15th me. pick in the 2013 NBA draft, the Milwaukee Bucks select Giannis Antetokounmpo from Athens, Greece. Ok, speriamo almeno in questo with the giro 16th perché pick in the 2013 NBA draft, the Boston Celtics select Lucas Nogueira from Brazil. un brasiliano. With the 17th pick in the 2013 NBA draft, the Atlanta Hawks select Dennis Schroeder from Braunschweig, Germany. Niente ragazzi. with the Cazzo però. 18th pick in the 2013 NBA draft, the Atlanta Hawks select
Shane Larkin from the University of Miami. Shane is in the building. With the 19th pick in the Almeno in questo cazzo di giro però. The Cleveland Cavaliers select Sergei Karasov from Russia. Ah, male. With Cazzo. the 20th pick in the 2013 NBA draft, the Chicago Bulls select the point guard from Italy. Oh, i Chicago Bulls mi hanno scelto. Buono ragazzi, livello generale 63, 20ª scelta. College Italia, ragazzi, sono 25 anni, quindi dopo 5 anni spettacolari alla Reyer Venezia, dove ho vinto campionati italiani e l'Eurolega. Il Comendone ha fatto il grande salto nell'NBA e nei Chicago Bulls. Prestazione di minuti alla panchina, questo è il massimo, ok. Stipendio annuale 500, durata 2 anni, opzione squadra. Ok. Quindi siamo ai Chicago Bulls, ragazzi, Chicago Bulls. Per il talentissimo della Reyer Venezia, il playmaker che adesso è sbarcato negli States per dominare il mondo. Quindi sono nella squadra di Michael Jordan e di Scottie Pippen, ragazzi. Però è chiaro che il mio... Eccolo qua, bello come il sole. Andiamo a cambiare i capelli, adesso vediamo. Non dico il mio titolare è Derrick Rose, quindi probabilmente giocherò 3 minuti. Beh. Ok, ragazzi. Infortunio, però non me ne frega un cazzo, sinceramente. Nuovi argomenti, va bene. Social media. Vediamo. Comenda. Allora, Zoccolona, anche qua Twitterone, fioi. Il rookie è arrivato, Comenda spaccherà tutto quest'anno, non vedo l'ora. E Comenda, c'è il tuo faccione sul nuovo cartellone. Sì, questo è per incrementare la popolarità, come l'altro anno, però chiaramente non la spendiamo perché siamo senza soldi. Siamo veramente scarsi, mamma mia, è difficilissimo andare su sto gioco, sarà veramente dura. Comunque ragazzi ho deciso di far così, carico una partita ogni tanto, nel senso, non le carico mai tutte 82, però tutte le più importanti, e nelle partite dove non gioco spiego cosa ho fatto, cosa non ho fatto, però mettiamo tutti i quarti, che però sicuramente è meglio. Ragazzi siamo già contro Miami e stanno festeggiando il titolo, bene? I campioni in carica all'American Airlines Arena. Ragazzi, debutto per il Comendone, Miami è già in vantaggio. Vediamo cosa combina il Comendone, ragazzi. Il livello è per forza All Star, che è il livello più basso, quindi prevedo vaneggi incredibili. Occhio a LeBron, il prescelto. Ciao. Non ci poteva essere inizio più difficile, porca puttana. Hey Doris, thanks. Steve, Clark, how do you best throw a defense like this off balance to enable your scores to get comfortable? I think the key is you need motion. You can't get too stagnant. Ah, porca puttana. Però qua ho messo gli schemi, forse ho sbagliato. No, non mi piace sta roba degli schemi, però. Vai, vai, cazzo. Vai, veneziano. Buono, primo assist in carriera. E andiamo subito in panchina, bene. Ok, siamo già al secondo quarto, ragazzi, stiamo giocando tanto. Però gli schemi forse ci aiutano a capire dove andare, però, magari all'inizio. Non li ho mai usati negli altri NBA, però vediamo magari stavolta, può essere la volta buona. Perché questo livello di difficoltà, ragazzi, è durissimo, Gli obiettivi dinamici, ok. Porta la squadra, è dura, ragazzi, a Miami, subito un inizio difficilissimo. Desperately. I thought they performed admirably, but they really needed him against the Heat. They were able to steal game 1 in that Eastern Conference semifinal matchup, but without him, the Bulls just didn't have enough firepower to beat. Dai, cazzo, dai, mettila. A uomo. Però ragazzi, Miami è veramente troppo forte, siamo partiti subito contro la miglior squadra, Hanno vinto gli ultimi 2 titoli con un LeBron James devastante, MVP tutte e 2 le volte.
Bravo Kumendone, stoppata. Buona difesa, bravo Kume. Ricordo il livello All-Star, quindi già un livello impossibile. Quest'anno solo il Star puoi mettere come minimo. The Heat have magnificent talent, but even coming off an NBA title, they had never put their name into the conversation of the great teams until last spring when they went on that amazing 27-game winning streak. Butler off a pick from Dang. Passes to Mr. Move. Ok. No, no, non si può perdere la palla così però. Madonna del signor. Brutto errore comendiano. Vai Deng. Primo punto, primi 2 punti veneziani in carriera. Non è che abbiamo cominciato bene, cazzo, questa prima partita. Comunque gli schemi servono, così imparo anche bene, perché non sono un professionista del basket. Anche se ho giocato, anche da giovane, però non mi ricordo, cioè tutti gli schemi sinceramente non me li ricordo più. Vai contropiede. Bravo, mamma, che commenda, che assist, che inizio comendiano. Comunque anche nella realtà devo andare. Occhio. Aia. Bravo. Chiamato lo schema. Vai, andiamo distinto, andiamo distinto. Bravo Kume, dai, mettila. Ah, peccato. Ne che vuole diventare il nuovo Steven Nash. Italiano, bravissimo. È ancora stoppata, mamma mia che commenda. Murphy. Ah, che tiro di merda. Come mi sono fatto come nella realtà, ragazzi, 1,92 m per 80 kg. Cazzo, ho perso l'uomo, Bravissimo. Ruba, ragazzi, come sta giocando. A livello Star non ci credo. Anche perché è il più scarso. Vai Rose, mettimela. Oh, e finalmente un buon assist comendiano. Però devo togliere gli schemi perché mi preferisco giocare distinto, sinceramente. Ciao, mamma. LeBron James spettacolo, ragazzi. Bravo, gioco da 3. Però il mio allenatore è veramente troppo fiducioso nelle mie possibilità, eh. Si vede che è soddisfatto del lavoro comendiano. Bravo, Deng, c'è assist. Buono Kume. Bravo Kume. Marchiamoli però, marchiamoli. Niente, il Kumendone è onnipresente, ragazzi. Con stamina 0 gioca 1000 minuti. Nel traffico. Mamma mia che canestro, ragazzi, del Kumendone. Però sto Kume è partito bene in sta carriera. Comunque un altro italiano nella WWE, nell'NBA dopo Bellinelli, Gallinari, Bargnani. Non ho spazio. Tira. Sì, cazzo, arriva un altro assist. Bravo Kume. Il nuovo Steve Nash, ragazzi, voglio diventare. E ancora il Kumendone, ragazzi, un altro recupero. È veneziano.
mamma mia, però ragazzi, sto veneziano mi sta piacendo. 6 punti, 5 assist e 4 palle recuperate, ragazzi. Cioè ragazzi, c'è un po' di rispetto che questo come, vabbè, fallo qua, vabbè. Gare Chalmers. Dai fioi. Ma cazzo, ma che cazzo mi devi stare là? Ma era chiaro che era 3 secondi difensivi. No basta, devo mettere sul cazzo. Vaffanculo anche gli schemi. Fallo, va a cagare. Ecco, finita. Ragazzi, devo un po' dosarmi nei falli, È finita 85-103 per Miami. Cioè, fuori per falli, ragazzi. Discreto, bene, dai, bene. Bravo Comendone. Insomma, la prima partita è andata non male come prestazione. Alla fine ha fatto i miei punti, i miei assist, però se si deve tenere bene dalla panchina, se vuole giocare di più, no. È stata un'ottima partenza, assolutamente. I fan sono delusi, ma va a cagare. Ok, dai, sono ancora 81 partite, quindi possibilità di recuperare ne abbiamo. Beh, non ha giocato molto, insomma. Allora, vediamo Twitterone. Allora, e come c'è il tuo... Vabbè, allora, stasera ho avuto degli attacchi di sonno mentre giocava. Comenda, puoi fare di meglio, grazie. Abbiamo appena cominciato e già Comenda sta fisso in panca. A me non sembra. Una sconfitta orribile. Chiede di essere ceduto, pessimo. Niente, il Comenda difende male. Se avessi ricevuto $1 per ogni palla persa sarei ricco, molto bene. Comenda, questa è colpa tua. Si segni solo 6 punti. Bene, sono molto contenti. Al debutto di Comenda non ha giocato molto, mentre la lunga carriera con i Bulls. Speriamo, ragazzi, però dai, non dovete essere cattivi con me. Alla fine ho fatto anche il massimo come prima prestazione. Va buono, raga, questo è il primo video di NBA, devo anche ambientarmi da un punto di vista di gioco, perché il livello di difficoltà è già altissimo e il Comenda ha dei parametri scandalosi chiaramente, e devo anche abituarmi a commentare le partite di basket, che non è facile. Quindi ragazzi, se volete, insomma, io posso continuare la serie, chiaramente non ci saranno tutte le partite perché sono un po' tante nel basket, però ce ne saranno molte, se volete chiaramente. Beh, io comunque cercherò di migliorare sia da un punto di vista di gioco che da un punto di vista di commento, perché non è comunque facile commentare una partita di basket, è molto frenetica e devi stare sempre concentrato. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao! Comenda veneziano, Comenda veneziano, Comenda veneziano, lo youtubers italiano. Comenda veneziano, Comenda veneziano, Comenda veneziano, lo youtubers italiano.